Sindaco Bordin, Montebelluna e la radio, che connubio è? Un grande connubio all'interno della mostra Comunicare in Guerra. Abbiamo organizzato un mini festival del radioascolto grazie anche alla collaborazione con Rai Play Sound e Rai Tech e Te. La radio nasce alla fine del 1800 con finalità di nicchia prevalentemente di carattere militare, poi si sviluppa nel suo intento di intrattenimento, un intrattenimento che coinvolge tutti quanti ogni giorno e che ci segue anche nei momenti, possiamo dirlo, più intimi e più sentimentali. È uno strumento, forse è lo strumento di comunicazione che più si è adeguato al passare dei tempi, al passare della tecnologia, quindi dalle prime necessità di intercettare ma anche di comunicare all'interno del conflitto bellico, ci troviamo adesso nell'era di internet e quindi con tutte le possibilità anche di ascoltare i vari podcast che pur attraverso la radio non passano mai di moda.